Veneto, tra l'altro, negli ultimi 5 anni, con i tre assessori a guida leghista, in 5 anni ha portato il Veneto a essere, per disavanzo sanitario, la prima delle regioni del centro-nord. Stavamo di solito tra le prime posizioni delle regioni più virtuose. Sono bastati 5 anni con 3 assessori leghisti perché il disavanzo in sanità della regione Veneto oggi ammonti a 100 milioni di euro. E siamo i peggiori tra le regioni del centro-nord in soli 5 anni. Ci hanno contribuito, ci hanno messo la loro gli assessori leghisti, ci ha messo la sua anche il presidente uscente Galan e quindi la PDL, perché quest'anno, siccome Galan sperava di non essere tradito dal suo Presidente del Consiglio e contava di fare come Formigoni il 4º mandato, come spot elettorale, a spese sempre nostre, cosa ha deciso di fare? Ha fatto eliminare l'addizionale IRPEF. Si fa così, pane, metterci censem, cioè si danno le cose così ai cittadini. Il problema è che senza l'addizionale IRPEF, senza riorganizzare la rete dei servizi, ci ritroviamo con un buco di 100 milioni di euro. Sono 100 milioni di euro che dobbiamo pagare noi, non li devono pagare loro, li dobbiamo pagare noi. 5 anni di questo buon governo. Figuriamoci fra altri 5 anni dove ci portano.